Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nelle Sibille interattive per le previsioni del 18 al 24 maggio del 2020. Qui oggi vediamo il vostro Marietto che vi presenta anche dei circuiti di protezione. Sapete che avete le pillole gratuite da andare a vedere nel canale del vostro Marietto Veneziano, ma prima di fare questo vi chiedo di iscrivervi al canale di Ildegarda Marietto Veneziano di YouTube, di venirci a trovare nei nostri gloriosi gruppi Facebook e anche in Telegram, dove lunedì sera Ildegarda Marietto Veneziano qua arrivati da Milas tengono un percorso esoterico gratuito. Mi raccomando, iscrivetevi, eventualmente se avete problemi chiedete a Milas, che è sempre molto gentile e disponibile ad aiutare tutti. I link sono sotto qui in descrizione e se lasciate anche un commento propositivo su cose che vorreste sapere, il vostro Marietto è sempre a disposizione. Mi raccomando, anche un super like. Bene, visto che abbiamo una settimana importantissima prima delle previsioni delle Sibille, le vostre Sibille chiacchierine, che ormai sapete che il vostro Marietto vi accompagna parecchi mesi, vi voglio mostrare ancora dei circuiti molto validi per questo periodo, praticamente la Pentalfa con 72 nomi divini e la Zohar da attivare. Poi chiaramente le pillole le potete trovare nelle lezioni basic di radiostesia radionica gratuite. Poi abbiamo il circuito Apollonius, sempre che il vostro Marietto ve l'ha messo nelle varie pillole, e poi abbiamo anche il circuito di rilascio emozionale che ha creato scusate, Ildegarda Marietto Veneziano. Le pillole di istruzioni come attivare questi circuiti li trovate gratuitamente nel canale vostro Marietto Veneziano e nei gruppi Facebook trovate anche i vari circuiti radionici e anche nel sito capitano.altervista.org. Bene, iniziamo con le Sibille interattive del vostro Marietto per le previsioni 18-24 quindi inizio a fare una bella mischiatina. Sapete che le Sibille sono delle carte con le anime che hanno una forte egregora, 52 belle anime che ci vogliono aiutare in questa stesa per le previsioni del 18 al 24 maggio. È un periodo molto caldo, quindi farò 3 mazzetti e voi chiaramente sceglierete un mazzetto. Primo mazzetto, secondo mazzetto e terzo mazzetto. Mi raccomando, respirate profondamente, sintonizzatevi con le vibrazioni che più si addicono a voi. Vediamo cosa potrebbe succedere tra il 18 e il 24 maggio. Numero 1, mazzetto numero 2, mazzetto numero 3, 3, 2, 1. Eventualmente fermate anche il video per sintonizzarvi bene, stoppatelo e poi ripartite quando sentite che il mazzetto è per voi. Bene, partiamo dal mazzetto numero 1. Mazzetto numero 1, vediamo cosa ci dicono oggi. Donna maritata, allegria, sacerdote, speranza e amatrice. Come stesa diciamo che avremo un 18-24 maggio molto propositivo. Si inizia con una donna molto importante di casa, donna maritata, seguirà 2 o 3 giorni di sicurezza e felicità. Sacerdote quindi vuol dire anche una persona con la speranza di grande stabilità, di grande lungimiranza, e chiudiamo tra il 23 e il 24 con la matrice, grandi speranze ancora, vedete, speranza. Quindi apriamo con donna maritata, chiudiamo con la matrice, tutto quello che è in mezzo poi vediamo che è speranzoso e felice. Quindi diciamo che chi ha scelto il mazzetto numero 1 del Sibille al vento in poppa sarà una settimana di grandi soddisfazioni, anche momenti allegri e di grande speranza. Quindi diciamo che se attivate i circuiti che vi ho anche consigliato, sicuramente sarà una settimana che partite col piede giusto, e sicuramente chi parte col piede giusto è già metà dell'opera. Bene, vediamo il secondo mazzetto. Quindi il primo mazzetto nettamente positivo. Vediamo il secondo mazzetto, cosa ci dice? Casa, sicurezza, quindi gelosia, malinconia, superbia e ladro. Attenzione, perché qui vedo una settimana un pochettino impegnativa, perché partiamo con la sicurezza a casa, però dopo si dipana tutto in un certo senso in salita. Se nella prima stesa avevamo proprio una bella discesa davanti a noi, ci aspetta una settimana in cui avremo alti e bassi, gelosia, malinconia, superbia. Vedremo che avremo fatto degli errori come si dice, di alterigia, di aver sottovalutato il nostro
avversario, e quindi di conseguenza il ladro, il cambiamento, la cosa negativa che viene di nascosto ci sarà. Quindi mi raccomando, attivate i circuiti che vi ho fatto vedere prima, perché questa settimana qui, per queste persone che hanno scelto la seconda stesa, è partita bene, ma poi ci sarà una carrellata di situazioni, avrete delle persone gelose che praticamente cercheranno di farvi lo sgambetto, e voi chiaramente perderete un po' di felicità questa settimana. Quindi attenzione, sarà un 18-24 di fuoco, sarà un 18-24 di partenza col freno tirato a mano. Vediamo la terza stesa. La terza stesa: dispiacere, stanza, denaro, amica e nemico. Bene, qui invece vediamo una situazione un po' da altalena, da montagne russe, perché siamo in un periodo vedete, a dispiacere, quindi siamo un po' giù di morale, però abbiamo una settimana che parte bene, stanza e denaro, sicurezza, un'amica che vuole molto probabilmente darvi più felicità, e c'è qualcuno che lavora alle spalle. Per questo forse questo dispiacere che voi avevate, vedete questo uomo, un nemico che rema contro di voi, però vedo 3 carte molto positive, molto potenti. Forse il vostro dispiacere è dato da affari di cuore o affari, perché denaro no, perché vedete che avete qualcosa di vantaggioso, è più che un affare di cuore molto probabilmente, perché c'è un nemico che rema contro di voi e non vi dice le cose ben chiare. Quindi io vedo che sarà una settimana divisa in 2. Denaro ce n'è, sicurezza materiale c'è, ma c'è qualcosa che rema molto probabilmente contro di voi a livello sentimentale. Quindi anche in questo caso qui attivate i circuiti, soprattutto quello emozionale, perché è una settimana un po' burrascosa. Materialmente il terzo mazzetto è molto propositivo, ma su affari di cuore la vedo un pochettino in salita. Quindi rifaccio rivedere il rilascio emozionale, soprattutto per quelli del terzo mazzetto, così che siate più che altro tranquilli. Attivatelo, seguite le pile. Invece per il mazzetto numero 2 anche un bel Apollonius, che serve chiaramente anche il rilascio emozionale, che serve più che altro per difenderci da, come si suol dire, parassiti astrali, e vampiri energetici. E poi vediamo anche questo bellissimo circuito radionico fatto dal vostro Ariato Veneziano, che ha una bellissima pentalfa con i 72 nomi, le forze planetarie, anche i nomi divini con la parola Zohar, e vediamo 3 bellissimi decagoni, un bellissimo cerchio dell'infinito. Quindi attivateli tutti questi bellissimi circuiti che trovate nel gruppo di Facebook di Hildegard Mariato Veneziano, e anche nel sito alcapitano.altevisto.org. ci sono tantissimi altri come si suol dire, ebook gratuiti. Bene cari amici, detto questo, il vostro Marietto Veneziano vi ringrazia, vi ricordo che queste sono le Sibille interattive previsioni 18-24 maggio. Grazie di tutto e alla prossima, ciao.